Riaprono domani librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini, ma non in tutta Italia. Obbligo di mascherina nei negozi e igienizzante per le mani alla cassa. Giuseppe Rizzo. Sarà solo un primo spiraglio perché almeno fino al 3 maggio il lockdown rimane in vigore. Chiuse tutte le attività non essenziali. Ripartono domani la produzione di computer, le attività forestali, l'industria del legno. A eccezione di Lombardia e Piemonte riaprono domani librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per neonati. In Campania le librerie restano chiuse, aperti invece i negozi per bimbi ma solo 2 giorni a settimana e a orari ridotti. Nel Lazio le librerie apriranno il 20 aprile per dare tempo di adeguare i negozi alle misure di distanziamento. Il Veneto fa alcune concessioni, tolto il limite dei 200 metri da casa per le attività motorie, da svolgere comunque in prossimità dell'abitazione e sempre da soli. Librerie e negozi per bimbi aperti 2 volte a settimana. 25 aprile e 1 maggio si potranno fare grigliate ma solo su proprietà privata e con il ristretto nucleo familiare convivente. Guanti e mascherina restano obbligatori in strada. In tutta Italia da domani è raccomandato il lungo orario nei supermercati e poi guanti per fare la spesa, igienizzante per le mani alla cassa per digitare il PIN del bancomat e sanificazione 2 volte al giorno. Tornare a lavorare in sicurezza. Il Politecnico di Torino ha realizzato uno studio di fattibilità per ogni categoria di lavoratori. Serviranno decine di milioni di mascherine al giorno. L'inviato è Massimo Mignanelli. Aziende, cantieri, scuole, ristoranti, teatri, esercizi commerciali e poi studi professionali, mezzi di trasporto, lavori che si possono fare da casa oppure no, quelli per i quali è impossibile rispettare la distanza, quelli che richiedono l'apertura al pubblico, sono tantissime le variabili. L'obiettivo è tornare a lavorare in sicurezza. Cominciamo da quelle fabbriche che hanno dovuto chiudere, che devono ripartire, dove si conoscono i lavoratori, sono abituati a formarsi per minimizzare i rischi che incontrano sul luogo di lavoro. Per riprendere il lavoro necessitano tantissimi dispositivi di protezione. Mascherine, dovendo ricambiare i lavoratori ogni giorno 4, uno fa 2 conti e vede che ogni giorno servono 60 milioni di mascherine. In questo momento in molti stanno facendo ricorso allo smart working, il lavoro da casa. Rettore, quanti italiani potranno lavorare in smart working? Solo una frazione del tempo può essere spesa in questo modo. La sostanza è che quando si ripartirà con tutte le attività produttive a lavorare ci saranno 15 milioni di lavoratori che torneranno in presenza. Uno studio di fattibilità pronto per essere esaminato e discusso. Ora dove andrà questo rapporto? Come prima cosa lo consegneremo al governo, a questa task force che è nata, perché se ritiene ne faccia un buon uso. Vediamo ora come i paesi europei affrontano il periodo successivo al picco